E perché mi devo scordare di te? Non vai a lavorare? Che intenzioni tieni? Niente, salto. A così perdi la giornata. Fa niente. Poi dai la colpa a me. Vi conosco a voi di qua. Per i soldi siete capaci di tutto. Ma no, è la prima volta che salto. E poi oggi è il mio compleanno. Faccio festa. Auguri. Grazie. Prego. Però se vuoi festeggiare con me ti dico no, grazie. E perché? Non ti conosco. Beh, se è per questo mi conosci. Sai il mio nome, lavoriamo insieme. Il nome non basta. Ah, ancora qui sei. Abiti lontano? 1 ora per andare, 1 ora e mezzo per ritornare. Porca. Perciò scendi alla prossima. Ma ti do fastidio? No, il tram di tutti è. Insomma, se dovevi venire tutti i giorni da Catania con l'aereo, facevi più presto. Io non sono di Catania, sono della provincia di Trapani. Allora sarebbe come dire che sei siciliana. Scusi, se hai detto Trapani non può mica essere lombarda. Perché voi di dove siete? Di Bellagio. C'è l'aeroporto? No. Allora perché si impiccia? Beh, sono arrivata, allora arrivederci. E dov'è che abiti? Lì, Lì dove? Lontano? mezzo chilometro. Beh, qua ci sta la mia casa. Ciao. Ciao. Cosa c'è? Lo sai perché ti feci venire fino a qua? No. Per dirti la verità. Perché io sono sincera anche con i tipi come te. Grazie. Io mi innamorai di te dal primo giorno che mi presero in fabbrica. Me lo ricordo. Era lunedì. Pioveva e non c'era la nebbia. Di me? Se era di un'altra, quell'altro lo dicevo, no? Lo dico a te perché sei tu. Non dici niente. Beh, i tuoi occhi mi piacciono. Grazie, quando piangono. Ormai è inutile. Dovevi vedermi prima. Da 3 mesi lavoro in fabbrica e ti vedo entrare mentre esco. E rido sempre per farmi sentire da te. E tu mi vedi solo quando piango. No, grazie, troppo tardi. Ora scappa che arrivano i miei fratelli.